Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vedremo, come avete visto al titolo a mascherina, come andrà nella settimana entrante. Quindi che cosa vuol dire? Faremo 3 mazzetti, voi scegliete un mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3 e poi cari amici cosa facciamo? Vediamo queste stese cosa ci dicono per la settimana entrante, sia sulla situazione lavorativa che chiaramente sulla situazione del cuore, quindi è ambivalente. Quindi la settimana prossima, che va dal 9 al 15 marzo, vediamo dal 9 marzo al 15 marzo, praticamente vediamo come va. E quindi incomincio a mischiare il vostro Marietto Veneziano, incomincio a mischiare, e prima che iniziamo la stesa vi chiedo di iscrivervi al canale di Degale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook e Telegram, dove lunedì sera a Telegram teniamo dei corsi di esoterismo, e se vi scappa anche un super like è ben accetto. Bene, iniziamo a fare i primi mazzetti. Primo mazzetto, secondo mazzetto e terzo mazzetto. Bene, queste sono le sibille interattive del Marietto Veneziano. Vedete i 3 mazzetti, voilà, i mazzetti a favore di camera. Scegliete mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3, facciamoli bene, così concentratevi, cercate di entrare in vibrazione con i mazzetti. Casomai eventualmente fermate anche il video, concentratevi, rilassatevi, respirate profondamente e sintonizzatevi o sul mazzetto numero 1 o sul mazzetto numero 2 o sul mazzetto numero 3. Cercate bene la vibrazione giusta e iniziamo con la stesa numero 1. Spostiamo le 2 e le 3 e vediamo come andrà settimana prossima entrante. Ripeto, dal 9 marzo al 15 marzo. Deliranti, artista, riunione, falsità e prigione. Quindi questa stesa è molto importante, è molto delicata, anche perché vediamo subito una partenza molto particolare. Avremo delle esaltazioni, magari saremo in un certo senso anche eleganti, molto positivi, molto geniali, perché vediamo l'artista, lo scienziato, e poi avremo anche una soluzione che andrà fino a metà settimana, andrà verso il verso giusto. Vedete la riunione, quindi buon esito, divertenza. Se abbiamo delle cause in corso, molto probabilmente fino a metà settimana prossima, verso il 12, sarà tutto a nostro favore, sebbene siamo partiti con una situazione un pochettino così, però verso a metà settimana del 12 andrà bene. Poi dopo inizieranno alcuni problemi che ci porteranno negatività e freni, vedete, prigione e falsità. Quindi avremo sicuramente una settimana, prima parte della settimana, molto positiva, perché vinceremo qualcosa, sarà molto positivo anche sul lavoro, e dopo purtroppo falsità e prigione ci freneranno verso la fine della settimana. Quindi diciamo che la settimana prossima avremo un bel inizio fino a mercoledì e giovedì, e poi per quanto riguarda sia il cuore che il lavorativo dovremo frenare un attimino, perché avremo dei freni e dei blocchi energetici molto importanti. Infatti ci sentiremo un attimino chiusi e bloccati, anche perché molto probabilmente ci sarà qualcuno che ci girerà intorno a noi, che sarà un po' ingannevole e falso. Bene, questo è il primo mazzetto della stesa del vostro Marietto Veneziano. Vediamo perché hai scelto il secondo mazzetto. Amica, donna maritata, superbia, dispiacere e conversazione. Rivediamoli bene, insieme mettiamo le carte a favore di camera e vediamo un po'. Allora, amica, donna maritata, superbia, dispiacere e conversazione. E qui come vediamo la situazione? Qui vediamo che subito all'inizio della settimana siamo molto stabili, abbiamo donna maritata, amica, quindi armonia in casa, sicurezza. E poi vediamo la superbia, che è vero che segue subito donna maritata, e quindi potrebbe essere qualcosa di positivo, però vediamo che ci giungerà qualche dispiacere dopo, verso giovedì.
verso il 12-13 giovedì e venerdì vediamo che arriverà qualcosina che non ci piace, qualche notizia che ci farà stare un po' in pensiero, però dopo alla fine questa cosa qui, questo piccolo scivolone ci porterà di nuovo gioia e serenità, perché vedete conversazione, quindi aprendo con amica, chiudendo con conversazione, tutto quello che sta in mezzo diciamo che sarà positivo, solamente un piccolo dispiacere verso giovedì e venerdì magari di cuore, no? Però tutto sommato anche sul lavoro vedo la cosa molto positiva, quindi presumo che sarà una settimana all'insegna della positività, perché ho scelto il mazzetto numero 2 e adesso vediamo il mazzetto numero 3. Vediamo un po'. Stanza, messaggero, vedovo, dottore e malinconia. Mettiamo le carte a favore di camera, ripeto, stanza, messaggero, vedovo, dottore e malinconia. E qui la situazione com'è? Qui la situazione è che partiamo molto bene, con stanza, quindi sicurezza, poi riceveremo un messaggio che ci farà sentire come se finisse qualcosa di importante e infatti staremo male e saremo molto malinconici. Quindi chi ha scelto la terza stesa purtroppo da lunedì a martedì riceverà una notizia molto importante, vedete messaggero, che chiuderà un'epoca che potrebbe essere di cuore o di lavoro e ci farà stare male, vedete, vedovo, dottore e malinconia ci porterà molto probabilmente è una questione di cuore, perché vedete la donna malinconica che è preceduta da dottore e vedovo, il dottore cerca di mettere un po' a posto le cose, però purtroppo vedete c'è nel malinconia la croce ed è seguita, cioè è anticipata da vedovo con la croce, quindi diciamo che la terza stesa, perché ho scelto la terza stesa, diciamo che da mercoledì, giovedì le situazioni dovrebbero un po' inclinarsi o a livello di cuore ma anche a livello lavorativo. Dovrebbe essere una settimana in cui dovremo cercare di tirare remi in barca, stare un pochettino sulle definitive e essere ben equilibrati a livello vibrazionale, perché vedo che questo vedovo e dottore sono molto importanti e che di domenica praticamente tireremo le somme e capiremo che la situazione è stata molto impegnativa, insomma una settimana impegnativa vi aspetta, perché ho scelto la stesa numero 3. Bene cari amici, quindi rifacciamo un piccolo riepilogo. Direi che la stesa numero 3 è impegnativa la settimana, la 2 e la 1 sono nettamente più favorevoli, sono più verso un equilibrio, anche se bisogna stare attenti con la stesa numero 1 un attimino. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e a lunedì sera eventualmente potete collegarvi a Telegram, dove teniamo il The Garden Marietto Veneziano, un percorso esoterico. L'entrata è gratuita, possono venire tutti e se vi scappa anche un super like è ben accetto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.